La donna in terapia con farmaci antiepilettici, a differenza dell'uomo, presenta una maggiore complessità di gestione che è legata principalmente all'ambito riproduttivo, in particolare alla contraccezione ormonale e alla gravidanza. Per quanto riguarda la contraccezione ormonale, occorre sapere che esistono potenziali interazioni tra i farmaci antiepilettici e gli steroidi contraccettivi, qualora questi vengano assunti contemporaneamente. E queste interazioni sono legate al fatto che in alcuni casi questi farmaci presentano la stessa via di metabolizzazione epatica. La conseguenza di ciò è che possiamo trovarci di fronte ad una riduzione dell'efficacia della contraccezione ormonale o al contrario ad una riduzione del livello plasmatico del farmaco anticomiziale. In questi casi potrebbe essere indicato preferire metodi contraccettivi di barriera oppure monitorare il livello plasmatico del farmaco anticrisi all'introduzione e alla sospensione del contraccettivo ormonale per aggiustarne la posologia se necessario. Per quanto riguarda invece la gravidanza, questo particolare periodo della vita della donna può esporla ad un aumento della frequenza delle crisi in relazione a vari fattori, tra cui variazioni metaboliche, ormonali, farmacocinetiche o anche a disturbi del sonno. È importante sapere che un buon controllo delle crisi prima della gravidanza, soprattutto se protratto nel tempo, sembra avere un ruolo protettivo verso il rischio di peggioramento dell'epilessia durante la gravidanza stessa. Questo dato ci fa capire quanto sia importante per la donna affetta da epilessia pianificare il concepimento in modo da poter ottimizzare la terapia e utilizzare farmaci sicuri al dosaggio minimo efficace. È importante quindi che le donne in terapia con farmaci antiepilettici siano consapevoli di queste problematiche e che si rivolgano al neurologo per ottenere indicazioni specifiche su come comportarsi nel proprio caso al fine di ridurre al massimo i rischi derivanti dalla patologia di base.